Eccoci, siamo ritornati, le nuove puntate della nostra storia. Dopo il fermo causa Covid, sono quasi 3 anni che stiamo aspettando di poter ripartire. Nel frattempo abbiamo scaricato tante altre immagini, abbiamo digitalizzato ancora un pezzo dell'archivio storico di Antena 3 e non solo. E insieme a queste immagini ripercorreremo quella che è stata la nostra e la vostra storia. Troveremo nel nostro lungo viaggio persone che non ci sono più, ne incontreremo delle altre che sono nel frattempo cresciute, qualche capello sarà diventato bianco e soprattutto vedremo dei luoghi che sono trasformati, vedremo anche se in bene o in male. Insomma, tante cose da vedere, ma soprattutto tante cose da conoscere per poi riflettere, che poi è, diciamo così, il motivo per il quale facciamo la nostra storia, perché se non sappiamo da dove siamo arrivati, dove vogliamo andare. E allora cominciamo con i mondiali dell'82 a Treviso, subito dopo la sigla di apertura. L'11 luglio 1982, Italia-Germania, la finale, vince l'Italia, lo sappiamo tutti, sono pagine di storia. Questa è Treviso che festeggia proprio questa vittoria dell'Italia. Vedete, qui sono gli scorci del centro, ci stiamo avvicinando in Piazza dei Signori. Qui siamo proprio in Piazza dei Signori con tutte queste persone, magari qualcuno di voi si riconoscerà in questa notte che molti sicuramente ricordano, che è difficile da dimenticare perché è stata veramente un'esplosione e la vedrete ancora di più nelle bandiere, ma soprattutto nei sorrisi, nei volti di queste persone. Guardate quanto entusiasmo c'era. E qui siamo sotto la Teresona, uno dei simboli della città. Tra le tante persone che festeggiano, la nostra telecamera a un certo punto scorge qualcuno di particolare, qualcuno che è venuto nella sua città perché è giusto che ci fosse. Questo è Antonio Mazzaroli, il sindaco di Treviso, che è prima travolto dai suicidi, poi addirittura gli mettono in braccio un bambino che ha 3 anni. E noi lo facciamo vedere più di qualche momento perché per questo bambino che ha 3 anni adesso sicuramente è una persona adulta, è una persona che ha più di 40 anni ed è una persona che potrebbe anche essere, perché no, il nostro sindaco, il sindaco di Treviso attuale, ovvero il sindaco Mario Conte. E Mario Conte noi ce l'abbiamo qui in studio quest'oggi a inaugurare questa nuova tornata della nostra storia. Sindaco, intanto benvenuto. Si è riconosciuto in quel bambino? Ciao Lucio, grazie per questo invito. Dico anche finalmente perché ho guardato davvero sempre con grande curiosità questa trasmissione, la nostra storia, perché i video che mandate in onda sono davvero straordinari, affascinanti e ci raccontano la storia di una città che oggi ci riempie di orgoglio, però effettivamente perché c'è una storia davvero straordinaria con dei personaggi altrettanto straordinari a partire proprio dal sindaco Mazzaroli. Sì, mi rivedo, ma tra l'altro voglio dire è un po' crudele, no, questo servizio, perché mandare le immagini della vittoria dei mondiali mentre si gioca un mondiale senza nazionale è davvero brutto e quindi io non potrò ripetere le gesta di Mazzaroli in occasione del... un po' riconosciuto in questo bambino in braccio, magari potrebbe essere proprio lei. Avrebbe mai pensato di diventare il sindaco della città nell'82? No, assolutamente, avevo altri pensieri, probabilmente giocavo con le macchinine, con i Lego, ma di sicuro non pensavo di poter un giorno ricoprire questo ruolo così prestigioso e così importante per questa comunità. Però davvero immagini bellissime, speriamo un domani di poter di nuovo tornare a festeggiare per l'Italia campione del mondo. Noi l'abbiamo convocata non solo perché inaugura questa nuova tornata da sindaco della città, anche perché essendo di una generazione avanti molte cose sicuramente non le ha viste o forse non le ricorda. Io comincerei, visto che lei è della zona, diciamo così, della zona nord-ovest della città, quindi Monigo, San Liberale eccetera, volevo proporle un servizio che è del 1980
del nostro Sebastiano Rizzo, che riguarda le case popolari proprio di quella zona. Vediamo se riconosce quella zona e soprattutto quelle costruzioni. Con il nostro Alessandro Ganziere in regia insieme al nostro Francesco Cerone vediamo il contributo 02. Una manifestazione pubblica per protestare contro le decisioni e gli atteggiamenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Treviso è stata indetta dalle organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia, Sicet e Will Casa con l'appoggio della Federazione Unitaria CGIL CISL Will. La data deve essere ancora stabilita e sarà concordata tra le varie organizzazioni. Scopo della manifestazione è, come accennato, la protesta contro la delibera con la quale il Consiglio di amministrazione dello IACP ha stabilito l'applicazione dell'equo canone, seguendo criteri definiti dal sindacato inquilini antisociali. A tal proposito erano state avanzate alcune richieste tendenti ad un'applicazione della legge che segue criteri sociali in attesa della definizione di una proposta di un vero e proprio canone sociale a livello regionale. In sostanza i sindacati inquilini protestano per la decisione di applicare un equo canone a livello di proprietari privati ed anche per la richiesta di arretrati che vanno dalle 300.000 al milione di lire, richiedendo invece un'applicazione della legge favorevole agli inquilini con il canone diversificato per fasce di reddito. Per questo è aperta un'avvertenza con lo IACP, al quale è stata presentata una piattaforma che avanza anche la richiesta che gli aumenti dei canoni siano finalizzati al risanamento delle case e che la gestione dell'istituto sia resa più democratica e trasparente. Nel frattempo la maggior parte degli assegnatari ha sospeso il pagamento degli arretrati e ha deciso di pagare il nuovo affitto con riserva di conguaglio in base ai risultati dell'avvertenza. Provi a commentare lei un po' queste immagini, che sono della sua infanzia, immagino. Sì, ma dell'80 io avevo un anno, quindi ero davvero molto piccolo, perché io sono del 79, come è già stato ricordato, però il quartiere San Liberale mi piace tra l'altro pensare che 42 anni dopo, proprio con la nostra amministrazione abbiamo vinto un grandissimo progetto di rigenerazione urbana che si chiama Pinqua, che riguarda proprio quel quartiere lì che vedrà nei prossimi anni un investimento da 55 milioni di euro per rigenerare, riettare, riammodernare e adattare a quelle che sono le nuove esigenze. Però è bellissimo vedere queste immagini, perché tra l'altro il quartiere San Liberale è da sempre stato un modello proprio di quartiere anche da un punto di vista progettuale che è stato anche fonte di ispirazione a livello nazionale e internazionale, perché molti richiamano quel progetto. Però io questo servizio l'ho portato anche perché si parla del tema degli alloggi popolari, degli affitti popolari, qui si sente il Sunia, lo IACP e delle lamentele. Come siamo messi? Siamo messi che oggi è un tema importantissimo, il tema della casa, no? Ci sono state delle vicende che adesso dovrebbero arrivare anche alla conclusione delle indagini, perché io sono assolutamente fiducioso sulla magistratura, però al di là delle indagini in corso è fondamentale costruire e riscrivere dei criteri che possono andare davvero incontro a quelle che sono le esigenze delle persone per bene che si trovano temporaneamente in difficoltà. Bisogna uscire un po' dalla logica che chi poi entra in possesso di un alloggio popolare lo deve avere vita naturale durante. È un servizio comunale che deve garantire supporto alle famiglie in quel periodo specifico di difficoltà, e dopodiché appena un cittadino ha la possibilità comunque di entrare sul libero mercato deve liberare quell'alloggio per consentire a un altro nucleo che magari sta vivendo delle difficoltà di poter accedere a questo tipo di servizi. Diversamente avremo una montagna di appartamenti tutti occupati, molti da persone che in realtà quell'esigenza non ce l'hanno più, e poi coloro invece che avrebbero in quel momento bisogno rischiano di rimanere bloccati in una graduatoria che per anni e anni e anni non vedrà alcuna assegnazione. Quindi l'impegno di questa amministrazione è quello di riscrivere le regole tenendo conto delle esigenze delle persone per bene. Adesso le faccio qualche immagine che si dice trabocchetto. Adesso, sempre con il nostro Alessandro Granziera, andiamo al contributo 03, vediamo se riconosce questo edificio, vediamo se lo riconosce. Andiamo con le immagini, teniamo invece sempre l'audio. Qui siamo alla distribuzione e raccolta delle denunce dei redditi e, detto così, magari uno non si rende conto. Secondo lei che palazzo è questo? È un palazzo, ti dico subito, cittadino. Questo dovrebbe essere il Palazzo Rinaldi, può essere? È stato bravissimo, devo dire, non pensavo, perché non era facile, anche perché poi le immagini sono interne. Questo è il Palazzo Rinaldi. Le tonalità dell'intonaco e il cornicione. Solo verso la fine. Tra l'altro Palazzo Rinaldi in questo momento, cioè in quel momento, era ancora di proprietà privata
e venne poi successivamente acquistato dall'amministrazione comunale grazie all'interessamento del vice sindaco Tullio Guadagnin e poi trasformato. Mentre noi continuiamo a vedere queste immagini, peraltro uniche, mi chiedo, se non avesse acquistato, se non ci fosse stata lungimiranza, sarebbe stato meglio o peggio avere un comune, anzi dei servizi comunali diffusi nella città? Voi che state facendo questa esperienza, ad esempio gli uffici che li avete un po' alla Piani ma li state ritirando, gli uffici che avete all'inizio al fuori Porta San Tommaso. In realtà questa operazione in modo particolare di Palazzo Rinaldi, che è praticamente adiacente a Cassugana, è stata un'operazione assolutamente lungimirante, tant'è che anche in occasione dell'ultimo saluto di Guadagnini io ho voluto proprio ricordare questo grande simbolo che ha lasciato del suo servizio alla città, che è un immobile prestigioso, importante e tra l'altro anche molto bello. Adesso è un po' diverso, lì era un po' decrepito, bisogna metterlo. Sì, però dico che io sono assolutamente favorevole ad avere certamente delle sedi distaccate, però possibilmente in luoghi che poi possono comunque tenere animato e ripopolare il centro, no? Poi abbiamo anche delle sedi distaccate alla Piani in Viale Vittorio Veneto, però per esempio adesso con la riqualificazione del Palazzo da Borso in Piazza San Francesco sposteremo gli uffici dalla Piani in centro, appunto in Piazza San Francesco, perché l'obiettivo è comunque portare gente in centro che lavora, che vive, che pranza e che porta quindi economia anche al territorio. Adesso invece la porto fuori mura di Treviso. Vediamo il contributo allo 04 che parte con un cartello, vediamo se dal cartello il nostro sindaco riconosce il quartiere. Parco del Bersagliere. Qui vado un po' più in difficoltà rispetto a prima. Però devo dire che adesso forse dovrebbe accorgersi perché avete fatto dei lavori da poco in questa zona. Questo è Santa Maria del Rovere. 1982. Ecco, La famosa piazza d'armi. La piazza d'armi, esatto, con la fontana che funzionava. Adesso ecco, la domanda successiva era: facciamo vedere questa piazza, facciamo vedere una delle piazze storiche anche per i giovani, è un luogo di aggregazione, però qui la vediamo tanto più verde. Poi ad esempio l'area dove il Parco del Bersagliere, dove c'erano i giochi dei bambini, adesso è tutto quanto recintato. Quanto sono cambiati i giovani e quanto le piazze continuano ad essere luogo di aggregazione, visto dal sindaco? Ma io direi che anche reduci dai 3 anni praticamente caratterizzati dalla pandemia abbiamo imparato ad apprezzare molto di più gli spazi all'aria aperta, quindi parchi, piazze sono tornati ad essere luogo di aggregazione. Questo è un bellissimo esempio di rigenerazione urbana attraverso un bando, quel bando periferie, che ci ha consentito di fare un investimento importante. Di fatto questo quartiere è stato completamente rigenerato, manca soltanto il completamento della fontana, il parco giochi è stato, che vedo adesso nell'immagine, è stato completamente rifatto. Per fortuna i giochi sono cambiati. Sì, i giochi sono cambiati, però la cosa di cui sono particolarmente soddisfatto è che siamo riusciti a fare un'operazione andando tra l'altro a realizzare anche le fognature che mancavano, la linea dell'acquedotto nuovo, siamo riusciti a salvare praticamente la totalità del patrimonio verde, perché una delle caratteristiche di questo quartiere, come tra l'altro si vede bene, è proprio la grande presenza di vegetazione che dà un sacco di benefici. Ecco, questa area qui è l'area che adesso avete riqualificato a giardino ed è quella recintata a quel tempo. Nuovo parco giochi. Esatto, che in realtà i giochi c'erano ma molti meno, però ad esempio questi giochi sono durati molto di più rispetto agli ultimi, cioè c'è rispetto a parte dei cittadini della cosa pubblica. Non mi stanco mai di richiamare sempre all'educazione e al rispetto del bene comune. Devo dire che rappresento una comunità straordinaria che mi dà grandi soddisfazioni. Poi gli episodi di maleducazione purtroppo ogni tanto succedono e chi ci rimette è sempre il cittadino per bene che magari vede deturpate o rovinate le giostrine piuttosto che la panchina, piuttosto che il cestino. Però devo dire che in linea di massima la nostra comunità è una comunità molto attenta e tra l'altro c'è anche una sorta di controllo a vicenda dell'educazione
soprattutto per i più piccoli, quindi io sono assolutamente contento. Qualche episodio di maleducazione anche nella nuova piazza c'è stato, però poi sono convinto che una volta completato anche la riqualificazione della fontana con l'illuminazione nuova, la piazza diventerà viva, e quando tu porti bella gente, la gente si prende cura anche dell'ambiente che la circonda. E adesso invece facciamo un salto lungo il terraglio. Adesso facciamo vedere l'inserto allo 05, vediamo se il nostro sindaco capisce da dove è il punto di vista della ripresa. Mamma mia, che immagini fantastiche. Qui Intanto pioveva al terraglio, questo è il terraglio. sì, questo è il terraglio, però San Lazzaro. questo qui è La tangenziale che penso che non c'era. No, qui siamo sopra la tangenziale appena costruita, di fatto, perché non sono ancora le barriere, da lì si riesce a vedere tutta questa l'infilata che porta fino alla rampa del cavalcavia della stazione, per dire, no? con gli autobus. Ed è particolare vedere questa Treviso perché guardate quante alberature ci sono. E questa invece è proprio questa è la tangenziale, con barriere completamente diverse, molto più basse, molte meno macchine, e qui si vede il campanile di Lazzaro e quant'altro. Ecco, il senso era, a parte il traffico, E anche le macchine più piccole. ecco, questa è una cosa importante. Le strade sembrano grandi perché le macchine sono più piccole. Esatto, ed è questa la riflessione che volevo portarla a fare, cioè quanto le nostre strade sono diventate insicure, perché sono diventate insicure, e quanto perché noi abbiamo cambiato, come dire, dimensione delle auto, per cui dove prima passavano 2 auto adesso ne passa a malapena una sola. Sì, c'è da dire che poi le macchine sono anche migliorate da un punto di vista tecnologico, quindi in teoria nascono proprio con l'obiettivo di avere una guida decisamente più sicura, però le dimensioni sono notevolmente più grandi. Vedo che comunque 40 anni dopo il problema del traffico era già presente, e quindi dobbiamo lavorarci un po' di più. È bella anche questa immagine della Giulietta della polizia, no? Allora adesso invece torniamo in studio. Alessandro, scusami, la faremo vedere magari anche più avanti in un altro po', perché parlando di traffico, le scelte delle amministrazioni anche precedenti alla sua, ad esempio quella di creare i sensi unici, perché adesso le faccio vedere sempre del 1980 il contributo allo 06, le faccio vedere Porta Santi 40, guardi un po' Porta Santi 40 e il traffico com'era. Questo c'è il semaforo Porta Santi 40. Si entrava sotto la porta. Sì, ma era a doppio senso. E Con passavano l'auto. pure gli autobus passavano dentro Porta Santi 40. Provate Ecco. ad immaginare se facessimo oggi una cosa del genere. Ecco, esatto, ed era questa la riflessione. Bene o male aver cambiato completamente questa cosa, aver salvaguardato la porta e aver sacrificato un certo tipo di viabilità, anche qui poi sono cambiati i sensi unici, eccetera. Cioè, c'è stata visione col cambiamento e con l'intensificazione dei veicoli, secondo lei? Ma penso proprio di sì. Poi sapete, ogni scelta è figlia anche del periodo no, difatti ogni scelta poi è figlia del periodo storico che si vive, delle sensibilità, delle tecnologie che c'erano a disposizione, di quelle che erano le esigenze di una città. Il PUT che oggi siamo abituati a vedere come un grande senso unico era a doppio senso, addirittura si passava all'interno delle porte, ma mi ricordo che se andiamo ancora più indietro nel tempo addirittura le macchine passavano sopra le mura, e quindi pensate che, cioè, com'è cambiata la mentalità e quelle che sono le esigenze della nostra città. Vedo tanto verde, però devo dire che la caratteristica del verde è una caratteristica che la città ha saputo mantenere, però oggi sarebbe impensabile di poter ritornare a una situazione come questa. Era figlia dei tempi. Qui in che anni siamo? Siamo sempre 1980. 1980, quindi più di 40 anni gente fa. senza casco, poi si notano le automobili. Io credo che oggi gli autobus nemmeno ci passerebbero sotto le porte. Ecco, allora noi viaggiamo veloci perché ci stiamo avvicinando, siamo già all'ultimo. Però pensate che se torniamo ancora più indietro c'era addirittura il tram a Treviso, Esatto. Cosa che noi adesso sogneremo di riportare alla Perché metropolitana. è lì, no? Di rivedere le immagini, ripensare le cose per capire se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, quindi non ripetere gli errori, Esatto. Oppure proseguire in quella strada. Ultimo contributo, perché siamo già quasi al termine del primo blocco, la portiamo appena fuori Treviso con un cartello, il contributo allo 07, sempre il nostro Alessandro in regia, un contributo con un cartello davvero particolare che è già passato, però qui il nostro sindaco sicuramente riconoscerà. Questo è l'aeroporto.
L'aeroporto Canova. Esatto, che lì era l'aeroporto San Giuseppe, Canova Questo è l'aeroporto di San Giuseppe. Ecco, no, ma la cosa particolare è capire quanto sia cambiato il nostro aeroporto rispetto a queste immagini che sono del 1980, quindi oltre 40 anni fa. Sì, ed è importante capire che nel 1980 l'aeroporto era presente già da diversi decenni. Ecco, io ero qui che volevo arrivare. Allora, la scelta di continuare a tenere questo aeroporto Treviso, non c'è scritto Canova, guardate qua gli interni. Cioè, fa sorridere adesso, eppure questo è il nostro aeroporto con, tra l'altro, in un'altra delle prossime puntate faremo vedere un servizio dove si parla dell'aeroporto di Treviso come scalo per animali, cioè per gli allevamenti con aerei cargo e quant'altro. Però pensate anche da questo punto di vista quanto avanti era Treviso, che già in quegli anni là aveva la possibilità, magari da un punto di vista più commerciale che turistico, di avere una struttura aeroportuale che consentiva quindi lo spostamento di merci, di animali, di persone, però voglio dire è una infrastruttura che è decisamente fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Pensate che oggi si parla di 3 milioni e mezzo di passeggeri che possono arrivare nel nostro scalo. Ecco, e comunque una scelta quella di mantenere questo aeroporto qui e non come qualcuno vorrebbe portarlo in strana, positiva, negativa? Ma positiva sicuramente, ma soprattutto senza alternativa, perché il Ministero si è sempre espresso contro la possibilità proprio tecnicamente di spostare l'aerostazione ad Istrana, quindi è un non tema in realtà, perché quando il Ministero ti dice è impossibile attuare questa scelta, io credo che non ci siano da fare tante altre riflessioni. O l'aeroporto lo teniamo lì dov'è, lo sviluppiamo e cerchiamo di adattare quelle che è la mitigazione di una struttura così importante al territorio, oppure l'alternativa è chiuderlo. Ecco, io non sono assolutamente per chiuderlo, sono per investire sulle opere di mitigazione. Bene, Sindaco, abbiamo già fatto il primo blocco, siamo già andati fuori di 2 minuti, adesso con Alessandro Granziera e il nostro Francesco Ceron ci concediamo una piccola pausa pubblicitaria, poi ritorneremo perché vi facciamo vedere un piazzale Burchiellati come forse non l'avete mai visto. A dopo. Seconda parte della nostra storia, sempre con il sindaco di Treviso, Mario Conte. E allora proseguiamo questo viaggio tra il nostro passato e il nostro presente guardando al futuro, che poi è un po' diciamo il motivo per il quale facciamo questo programma, per portarvi a riflettere insieme ai nostri ospiti, in questo caso con il sindaco della città, sulle scelte fatte, sui luoghi come dire, rivoluzionati, cambiati, insomma, su quanto ci siamo portati nel passato per capire anche se questa strada è quella giusta, se dobbiamo cambiarla, insomma, per fare una bella riflessione e costruire insieme il futuro. E allora, giusto per questo, ripartiamo da un'altra immagine. Il contributo è lo 09 con il nostro Alessandro Granziera alla regia e il nostro Francesco Ceron. Questa è Piazzale Burchiellati, sindaco. E guardi cosa c'è qui. Con la pensilina. Con la pensilina. Ecco, poi è stata demolita questa pensilina. Scelta giusta o sbagliata? Questa è un'altra sempre bella 1980, domanda. Non so se si vede dalle macchine. L'avevo già vista questa immagine, perché tra l'altro mi hanno portato in municipio una foto di Piazzale Burchiellati dove veniva organizzata la mezza maratona di Treviso dal Coro Stella Alpina, che sapete io sono molto legato, e dove venivano poi consegnati i piatti di Tognana come premio ai partecipanti. Certamente era una struttura che proteggeva le macchine, non so se veniva utilizzata anche per fare già il mercato questa piazza all'epoca. Approfondiremo con chi. Però dico, forse adesso è decisamente più libera da strutture, magari si poteva sostituire con qualche albero, no? No, era giusto per capire. È una struttura impattante questa. È impattante, quindi è stato giusto. Molto più ariosa adesso, però certamente protettiva. Ecco appunto, cioè, l'idea però di poter pensare delle strutture magari semicoperte in Piazzale Burchiellati, ma non definitive, allora temporanee, ci può stare. Insomma. Il piazzale deve stare aperto. Insomma. Adesso la sovrintendenza giustamente ha un occhio di riguardo, lì siamo proprio adiacenti tra l'altro alle mura storiche della nostra città, quindi penso che sia assolutamente improponibile. Oggi è molto più ariosa come piazza, anche se è totalmente dedicata al parcheggio, tranne il martedì e il sabato che è destinata
all'area mercatale, però insomma è un'immagine bella ma che lasciamo agli archivi. E adesso invece la porto a vedere è una chicca, è una delle tante chicche che abbiamo recuperato digitalizzando il nostro archivio, ed è una chicca storica perché vorrei parlare di cultura. Il contributo, Alessandro, è l'11 ed è un altro RVM muto. Purtroppo a quei tempi le telecamere non avevano il microfono incorporato, quindi vengono le immagini ma non c'è l'audio, ed è un peccato perché sono le immagini dell'inaugurazione di Casa Comisso lungo i Buranelli, e qui si riconoscono dei volti che hanno fatto la storia e la cultura del nostro territorio ma anche di tutta Italia, tanto è vero che la madrina di quell'inaugurazione che vedremo tra un attimo è Giulietta Masina, e quello che vedete adesso alle spalle è Federico Fellini, che erano degli abitué, questo è Cino Boccazzi, erano degli abitué, eccolo qua, erano degli abitué di Treviso per raccontare la cultura, per vivere la cultura trevigiana. Non so se si nota, appunto sono sotto il sottoportico di Buranelli, sì. e si sta preparando, e questo è Mario del Monaco. Mamma mia, queste sono immagini che danno la dimensione della storia, dell'importanza e del prestigio della nostra città. Esatto. E questa è Casa Comisso. Casa Comisso, che viene inaugurata proprio probabilmente il restauro, non so cosa sia successo, e poi appunto questo è il passaggio, ed è del 1981. Sì, didascalia ancora presente e che davvero emoziona ogni qualvolta la leggo e la incrocio. Però cioè Giulietta Masina che legge e poi evidentemente commentano insieme a lei. Qui c'è, diciamo, la cultura, Giulietta Masina, Federico Fellini e gli altri, però diciamo che la vera e propria prolusione, attenzione, non la fa un artista, ma la fa un politico, un amministratore, Bruno Visentini, che per chi non lo sapesse è stato ministro delle finanze negli anni '80, e quello, non so, la IGE, tanto per dire, cioè alcune tasse che poi servivano per... I cittadini mi perdoneranno se qualche personaggio non lo riconosco. Beh, ma noi l'abbiamo concretamente. Dall'alto dei miei 42 anni mi giustifico, no? Però vedere Bruno Visentini e poi dietro c'è il prefetto Scivoletto, tanto per intenderci, che è un peccato che non ci sia l'audio, ma è già molto aver recuperato, e questo è il nostro sindaco sì. Antonio Mazzaroli. Però sai, Lucio, cosa noto nel vedere ovviamente questi personaggi straordinari e nel vedere gli scorci della città? Devo dire che dobbiamo essere orgogliosi anche nel 2022 della città che abbiamo, perché su molti passaggi e molte facciate è decisamente migliorata. Guardate anche i Buranelli, se andate a vederla oggi è davvero bellissima, anche per merito dei privati che poi hanno saputo restaurare, rigenerare, riqualificare, però devo dire che la città si presenta davvero bene più di 40 anni dopo, sì. E quindi dobbiamo essere tutti orgogliosi, e deve essere anche un richiamo a una responsabilità. È una città che va coccolata, che va curata, che va garantita, e credo che queste immagini sono una motivazione in più per far sempre meglio. Però la sinergia tra politica e cultura, questo sì. mi interessava far vedere, cioè vedere che come dire, c'era unione, c'è come dire, sintonia. Ma no? la verità è che adesso mi ci rivedo molto, no? Ecco. in questo sipario, perché in realtà noi abbiamo subito questi 3 anni uno stop forzato caratterizzato dal distanziamento sociale che ha cancellato tanti valori. Noi abbiamo voluto ripartire dalla cultura, dalla bellezza e dagli artisti trevigiani che hanno saputo superare periodi storici davvero complicatissimi, non ultimo il bombardamento della città di Treviso, che è una ferita ancora molto presente sulle anime e i ricordi in tutte le nostre famiglie. Però noi abbiamo voluto ripartire dall'arte, dalla musica, dal teatro, dai musei. Pensate che durante la pandemia abbiamo riqualificato il secondo stralcio del Museo Bailo, abbiamo riqualificato Casa Robegan, stiamo completando Santa Caterina, la realizzazione dell'Abside, abbiamo riportato a casa la gestione della programmazione culturale del teatro comunale, quindi proprio dall'arte, dalla cultura e dalla bellezza abbiamo voluto far ripartire la nostra città con dei risultati che sono evidenti. Allora adesso, visto che come dire, il tempo sta scivolando via, vogliamo raccontare
Allora, il sindaco Mazzarolli l'abbiamo già raccontato come sindaco, l'abbiamo già visto come sindaco, però il sindaco Mazzarolli, come il sindaco Mario Conte, è stato presidente dell'ANCI, cioè dell'Associazione Comuni Italiani, presidente di ANCI Veneto. E allora andiamo a vedere, facciamo un salto in avanti dall'inizio degli anni 80, andiamo al 19 gennaio dell'87, il blocco è il 15, Alessandro, dove si parla appunto dei comuni italiani e di una problematica che ieri come oggi attanaglia le amministrazioni. Vediamo il servizio. Si presenta sempre più problematica la situazione finanziaria per i comuni italiani alla luce dei più recenti provvedimenti legislativi. Gli amministratori comunali esprimono infatti serie preoccupazioni dopo l'emanazione del decreto legge numero 922 sulla finanza locale, che non indica una scadenza per l'adozione dei bilanci preventivi da parte dei comuni e che assegna finanziamenti agli enti locali solo per i primi 3 mesi dell'87. Di questa preoccupazione si è fatto naturale portavoce l'ANCI Veneto, che ha riunito il direttivo questa mattina presso la propria sede di Vicenza. I sindaci veneti protestano contro una politica che paralizza l'attività del comune, impedendo anche una minima programmazione degli interventi, ponendo incertezza anche per lo svolgimento delle ordinarie attività, allontanando, almeno per il momento, il progetto di autonomia impositiva che responsabilizzi e nello stesso tempo qualifichi l'amministrazione dell'ente locale. In più, si aggiunge, i trasferimenti attuali fanno riferimento alle spese di bilancio sostenute ancora nel 77, cosicché i comuni veneti, che in media hanno contenuto le spese in quegli anni, si ritrovano ora a disporre di minori fondi rispetto a quelli erogati a parità di condizioni attuali agli enti locali di altre regioni. La situazione, sostiene il presidente dell'ANCI Veneto Mazzarolli, è ormai insostenibile. Il tema della finanza locale non è un tema isolato, si inquadra in questo decadimento delle autonomie locali che preoccupano un poco, insomma, così non siamo altro che modificare la Costituzione, questa è già modificata in modo strisciante, insomma, lo Stato delle autonomie non esiste. Mentre siamo caricati di sempre nuovi compiti, sempre nuove incombenze, il cittadino guarda il comune, esige tutto dal comune, questo manco sa che il comune non ha finanza propria, insomma, che vive di finanza derivata e quindi così o si trova una soluzione o altrimenti non si procede nei servizi e nelle altre cose dove il comune ha il diritto dovere di intervenire. Per sottolineare questo ulteriore appesantimento della situazione, il comitato direttivo dell'ANCI nazionale ha invitato tutti i sindaci d'Italia a convocare in seduta straordinaria il giorno 2 febbraio i consigli comunali per discutere su tali ultimi problemi emersi. Inoltre, gli stessi amministratori comunali sono invitati alla manifestazione dell'11 febbraio, quando, in segno di protesta, sfileranno in Campidoglio. Sindaco. Potete mandarlo in onda questa sera, questo servizio, i temi sono gli stessi. Sì, ma è cambiato qualcosa? No, si parla di amministrazioni virtuose penalizzate dallo Stato, si parla di poca autonomia e quindi scarsa responsabilità, cioè noi chiediamo responsabilità attraverso l'autonomia e anche già oltre 40 anni fa non ci veniva concessa, quindi insomma temi attualissimi, le difficoltà dei comuni virtuosi. Noi siamo troppo virtuosi, quindi lo Stato ci prende sempre sotto gamba, perché dicono i veneti con poco riescono a fare, allora vuol dire che possiamo dargli ancora meno. In realtà poi le dinamiche su altre regioni sono totalmente diverse, no? Chi più spende più ha in Italia e chi più è attento meno riceve. E credo che sia una dinamica che va completamente ribaltata, perché quelle che sono da definirsi amministrazioni virtuose, e ci tengo a sottolineare che io rappresento 563 sindaci veneti che hanno tutti i conti in ordine, il 100% dei comuni veneti hanno i bilanci, i conti in ordine e voi direte ma è la normalità, in realtà se guardiamo nelle altre regioni non è esattamente così, ci sono regioni che hanno dei numeri spaventosi per quanto riguarda i famosi comuni in dissesto finanziario. Ecco, noi siamo a posto, però chiediamo di poter continuare a servire la nostra comunità con le risorse che ci spettano, non chiediamo di togliere le risorse agli altri, però chiediamo che noi che negli anni, e questo servizio lo testimonia, ci siamo dimostrati sempre attenti e bravi nella gestione delle risorse pubbliche, chiediamo di essere esaltati, valorizzati e che ci vengano garantiti quei trasferimenti che per noi significa continuare a tenere alta l'asticella dei servizi ai nostri cittadini.
Adesso, visto che il tempo è volato via, devo dire, si sta già travolgendo completamente tutta la scaletta, passo direttamente a due pezzi. Due pezzi per ricordare due personalità della nostra comunità di Treviso che non ci sono più, ma che secondo me hanno comunque lasciato il segno. E allora volevo commentare con lei, il contributo è il 17, Alessandro, un'intervista a Ciro Perusini, che nel 1981 non era ancora consigliere comunale, ma era il presidente di Italia Nostra Treviso. L'intervista parla del piano ambientale e dice che, diciamo che su 27 metri quadri di media regionale, Treviso aveva 36 metri quadri, quindi era una città verde. Si parla del 1981. Sentiamo Ciro Perusini. Treviso è una città verde? Indubbiamente sì, soprattutto se si confronta con altre città che hanno dotazioni infinitamente più scarse di Treviso. Era una città molto più verde di quanto non sia adesso. Alcuni guasti recenti e alcuni guasti antichi, particolarmente verso la metà degli anni 60, durante i quali si è costruito un po' dappertutto sul verde dei parchi, sui bastioni delle mura, hanno diminuito questa dotazione. Il piano regolatore della città è del 1968, sicché non era possibile che contenesse gli standard previsti per legge, il decreto dell'aprile del 68, però conteneva dotazioni elevate. Il Ministero dei Lavori Pubblici nel 71 e la Regione del Veneto nel 73 calcolavano intorno a 36 metri quadrati di verde la dotazione per abitante. Vale la pena di ricordare che la dotazione prevista per legge, la legge vigente della Regione del Veneto, è intorno a 27 metri quadrati per abitante, quindi esuberanza. Interventi successivi sul piano, tuttavia, particolarmente una variante generale del 75, hanno sconvolto un po' l'assetto e non mi risulta che siano più state fatte verifiche dello standard in questo senso. Sicché credo non solo che non disponiamo, sono certo che non disponiamo di dati né per quanto riguarda lo standard, che andrebbe riverificato a distanza di alcuni anni, né per quanto riguarda la disponibilità effettiva. In ogni modo sono convinto che la dotazione di Treviso sia più elevata di quella di molte città, non tanto del Veneto quanto di altre regioni. Siamo preoccupati anche come Italia Nostra che queste dotazioni non vengano diminuite non soltanto nel piano, cioè nello strumento urbanistico, ma anche nella effettiva disponibilità, tanto che stiamo cercando di promuovere alcune iniziative che tendono fra l'altro a censire il verde esistente almeno nel centro storico, e cioè a catalogare almeno gli alberi di alto fusto e le aree a verde effettivamente disponibili per la collettività. È un lavoro che vorremmo svolgere in collaborazione con le scuole, che dovrebbe cominciare con il prossimo anno scolastico a partire dal settembre del 1981. Pioniere. Mi pare che però la catalogazione delle piante è stata fatta. Ma non dalle scuole, l'avete fatta voi? L'abbiamo fatta noi, però voglio dire che coinvolgendo anche le scuole. Tra l'altro proprio in questi giorni abbiamo presentato un progetto dove grazie a quella catalogazione abbiamo anche potuto andare a spiegare le caratteristiche di ogni singola pianta ai nostri bambini attraverso questo libricino, che è una sorta di quaderno degli appunti dove in ogni pagina viene raccontata la storia di un albero. Però il dato interessante, perché si parlava di un dato a metro quadro, esatto, in base agli abitanti, però sapere anche quanti abitanti c'erano nella nostra città, perché credo che il numero fosse molto più alto, quindi vi dà anche l'idea di quanto verde c'era. Devo dire che probabilmente oggi la situazione negli anni è peggiorata perché la città si è sviluppata, però in questi anni, in particolare con la nostra amministrazione, il cambio di rotta è stato evidente. Noi abbiamo messo in piedi un piano di forestazione urbana che io nel mio mandato, quindi in 4 anni e mezzo, abbiamo piantato più di 5.000 alberi, no? Quindi un numero assolutamente importante. E questa idea che il Presidente Zaia del cemento zero vale anche per il PRG di Treviso? Sì, noi stiamo spingendo, ovviamente dobbiamo fare i conti con i diritti acquisiti, perché molte volte i cittadini fanno fatica a spiegarsi il perché delle scelte, che magari sono scelte che risalgono a 30 anni fa, perché magari 30 anni fa un cittadino acquistava un terreno con capacità edificatoria, oggi non è che arriva il sindaco Conte e glielo cancella, perché non è esattamente quello che la legge ti consente di fare. È altrettanto vero che le politiche urbanistiche della nostra amministrazione spinge i nostri cittadini alla rigenerazione urbana, quindi andare a sistemare l'esistente prima di andare a consumare altro suolo.
Allora adesso il tempo veramente sta volando via. L'altro omaggio lo vogliamo fare a Vittorio Zanini, consigliere comunale, eccetera. Però il servizio che propongo riguarda una struttura sportiva e un luogo difficile da recuperare, che voi state cercando di recuperare adesso. Il contributo è il C18 Alessandro e riguarda la zona nord della città, il servizio del 22 aprile 1987. Pare proprio che il velodromo polifunzionale coperto che l'assessore allo sport Vittorio Zanini presentò mesi or sono con questa conferenza stampa riuscirà ad approdare a Treviso, dopo aver superato i 1000 dubbi sorti di recente dopo la comparsa di una candidatura a Verona. Un'ulteriore conferma, dopo quella rinnovata dell'appoggio da parte della Regione Veneto, è venuta oggi pomeriggio da Castelfranco, dove Zanini, su mandato della giunta trevigiana, ha incontrato il presidente e vicepresidente della Federazione Ciclistica, Omini e Ferrini, assieme al presidente regionale Coccato e a quello della Commissione Tecnica Nazionale Carlesso. In buona sostanza, il vertice dirigenziale del ciclismo italiano ha riconfermato l'appoggio alla candidatura trevigiana. Non è stato firmato alcun protocollo definitivo, ma le parti si sono lasciate con l'impegno di presentare al più presto la documentazione di rispettiva competenza. Da parte federale il progetto di massima con il preventivo di spesa, da parte comunale la stesura della convenzione che tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale. Si auspica che il tutto possa essere presentato al prossimo Consiglio federale del ciclismo entro l'estate. Riconfermati anche i termini di massima dell'accordo, il Comune metterà a disposizione l'area che stiamo vedendo nella zona di Via Feltrina, gli oneri di urbanizzazione ed un contributo fisso indicativamente di 1,5 miliardi da versare in 10 rate annuali. A carico della federazione ci saranno l'appalto e la costruzione dell'impianto, oltre alla gestione dello stesso che potrebbe essere affidata ad un consorzio pista. Il tutto dovrà avere il placet del Consiglio Comunale ed è forse questo, con i travagli attuali di Palazzo 300, l'ostacolo più pericoloso. Senta però, questa idea di costruire il velodromo sopra la discarica di Via Orsenigo. Non lo so, nell'87 tra l'altro ero già grandicello, avevo 8 anni. Però devo dire che invece mi fa particolarmente piacere che avete citato Via Orsenigo, perché cominceremo a breve il più grande intervento di bonifica ambientale della storia della nostra città, che è proprio la discarica di Via Orsenigo, dove nascerà tra l'altro un parco fotovoltaico da 1 megawatt che ci consentirà quindi in questo periodo particolarmente complicato. Voi avete fatto i carotaggi là sotto? Perché sono abbiamo fatto i carotaggi e ci sarà un piano di bonifica ambientale. Quindi ma lì sotto come sta andando? No, sta andando decisamente bene. Lei sa, in un altro servizio noi abbiamo fatto vedere che quando sono arrivati i primi migranti, non sapendo dove metterli, avevano messo delle tende proprio sopra la discarica. No, il problema non è assolutamente più inquinante. Tra l'altro i carotaggi li stiamo facendo anche nelle zone limitrofi per verificare che non ci siano delle perdite del percolato. Però la situazione è assolutamente sotto controllo. Ovviamente dobbiamo fare un intervento di bonifica, però era affascinante vedere come Treviso pensasse di costruire un velodromo proprio lì sopra. Mi fa piacere aver ricordato anche il grande Vittorio Zanini. Ricordo che anche in questo caso, il giorno del suo ultimo saluto, avevo detto che probabilmente lui era uno di quelli che meritava di indossare un giorno la fascia tricolore per amore e passione che ha sempre rivolto alla comunità trevigiana, e quindi approfitto per ricordare l'amico Vittorio. E poi Lucio, ti chiedo scusa, però dopo questa trasmissione la mia fascia pesa ancora tanto di più. Ci sono 2 cose che la fanno davvero pesare tantissimo. Una è la tua trasmissione di oggi, che mi sta davvero aprendo anche il cuore di emozioni, e l'altro è proprio un quadro che c'è all'ingresso del mio ufficio, dove sono citati tutti i sindaci della città, partendo dai podestà fino agli ultimi sindaci, e vedere l'ultimo che corrisponde con il mio nome è un'emozione incredibile. Vedere il tuo nome scritto di fatto nella storia della nostra città, e quindi è una responsabilità che pesa tantissimo. Cercherò di dare tutto per la mia comunità nel migliore dei modi. Sì, anche perché questo dimostra che le scelte che fate voi poi ricadono nella storia e nella comunità e rimangono. Sì, chissà il sindaco che si siederà su questa poltrona tra 40 anni come giudicherà il nostro operato, però cerchiamo oggi di dare risposte alle esigenze della comunità di oggi, ma con uno sguardo al futuro, perché forse la vera differenza, ma neanche tanto, perché sono convinto che anche allora cercavano di essere lungimiranti nelle scelte compatibilmente con l'epoca che stavano vivendo,
però l'amministratore di oggi che fa le scelte oggi cerca di farle con una visione a 20-30 anni, ma poi non è così semplice, perché oggi lo sviluppo e le tecnologie sono un acceleratore incredibile che quindi non ti consentono di capire con precisione dove finirà il mondo fra 20-40 anni. Comunque sappia che la riconvocheremo, perché metà della scaletta, con tante altre sorprese che lei non ha visto, la vedremo in un'altra. Devo portarmi però i fazzolettini per le lacrime, perché è troppo emozionante questa trasmissione. Grazie al sindaco, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, terza parte, un nuovo ospite e un nuovo percorso. Dopo giorni di tentativi da parte dell'incaricato Andreotti, sembrerebbe profilarsi la soluzione di un governo Craxi a termine. Ma sulla crisi politica nazionale intanto proseguiamo la nostra inchiesta con i partiti trevigiani. Oggi è la volta del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Vediamo l'intervista al segretario provinciale Paolo Girardi, realizzata dal nostro Adriano Mazzalovo. Il Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale chiede, sia a livello nazionale che ovviamente a livello locale, elezioni anticipate. Perché, Girardi? Beh, devo precisare intanto che le elezioni anticipate le chiediamo quale constatazione della situazione. Non è che noi vogliamo votare a ogni momento, anche perché questo comporta un grosso costo economico. Diciamo che il governo Craxi è caduto su una imboscata di 60 franchi tiratori, quasi tutti democristiani. Ma diciamo anche che per ben 150 volte il governo Craxi era stato battuto alle Camere, e che questo significa per noi uno stato di decomposizione avanzata del pentapartito. Secondo voi, secondo l'MSI, quale sarebbe l'alternativa al pentapartito? Beh, è difficile parlare, è una domanda molto difficile, diciamo. Ecco, noi non parliamo di formule. Per quanto ci riguarda, il Movimento Sociale Italiano, noi diciamo che cerchiamo delle aggregazioni su determinate proposte. Noi non abbiamo mai cercato alleanze con gli altri partiti, cerchiamo aggregazioni su proposte. Siamo stati determinanti diverse volte per far passare proposte di legge interessanti o addirittura per abbattere determinate proposte di legge. Una crisi che comunque è latente e si protrae da molto tempo, Girardi. Abbiamo rivolto questa domanda anche ad altre forze politiche locali. Ecco, quali riflessi potrà avere questa crisi che si protrae da molto tempo in un ambito trevigiano? Lei ha detto giusto, la crisi è latente e lo si notava anche qui in provincia di Treviso. Penso che riflessi non ce ne saranno per un motivo molto semplice, perché in certe località l'entrata del Partito Socialista nel governo locale ha determinato un appiattimento di questo partito, così come avviene per esempio a Conegliano, dove il PSI prima si opponeva nella scorsa legislatura, adesso è praticamente scomparso dalla scena. Oppure invece continueranno determinate lacerazioni come in provincia. Lei sa che un paio di mesi fa c'è stata la crisi tra Partito Socialista e Democrazia Cristiana su una importantissima nomina alla Cassa di Risparmio. La crisi è stata apparentemente risolta, ma io ho dichiarato in quella sede e dichiaro tuttora che le lacerazioni sono tuttora esistenti tra le due componenti maggiori della coalizione di provincia, tanto è vero che siamo di fronte a un dinamismo parolaio della diciamo presidente, vicepresidente e così via, ma siamo di fronte a una sostanziale paralisi operativa. Paolo Girardi nel 1986, Paolo Girardi nel 2023. Bel salto. Ben tornato, diciamo, con qualche anno in più. Grazie. Come ci si sente? Cosa ha provato a rivedersi? È l'intervista del 14 luglio dell'86. Craxi, Democrazia Cristiana, Movimento Sociale non c'è anche più adesso si chiama Fratelli d'Italia. La Democrazia Cristiana? No, MSI non c'è più, c'è Fratelli d'Italia, sono cambiati i nomi, ma forse i concetti sono rimasti gli stessi? Non solo i nomi, diciamo che posso dire subito che il filone mi sembra lo stesso, perché molti spunti programmatici di Fratelli d'Italia vengono dal passato. Insomma, Giorgia Meloni è molto giovane, ma a 17 anni era militante del Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile di MSI, Alleanza Nazionale, quindi si può dire che affonda le radici in quel mondo. Sì, mi ha fatto una notevole emozione, però mi consente anche una battuta.
Che bei capelli neri, quanti capelli a quel tempo, per tutti noi. Lì eravamo fuori dalla provincia, se non sbaglio. No, lì eravamo fuori dalla sede di Antenna 3 in via Pisa 15. Ah, il grattacielo. Il grattacielo, eravamo fuori ed avevano appena piantato quegli alberi che se andate a vedere adesso sono veramente dei fusti. Però la cosa che mi interessava, la prima domanda che volevo farle, per il motivo per il quale l'abbiamo convocata è, nell'86 ma anche prima, avreste mai pensato di avere un Presidente del Consiglio esponente della vostra, diciamo, del vostro partito politico? Nell'86 anche prima assolutamente no. Noi non è che ci accontentassimo, però eravamo votati all'opposizione, anzi un nostro congresso, penso nell'82, aveva come parola d'ordine, diciamo, noi siamo la destra nazionale, noi siamo l'alternativa al sistema, ecco. Quindi chiaramente adesso siete diventati sistema? No, siamo diventati solo governo. Sistema, direi, sì, capisco bene la domanda. Sistema è quando un partito o una coalizione restano o vanno al potere, ci restano per anni o per decenni e quindi riescono a connotare un po' tutto il mondo politico e la società riescono a connotarla con i loro programmi. Adesso siamo appena agli inizi in sostanza. Però Giorgia Meloni aveva già fatto il ministro col governo Berlusconi, quindi un primo step c'era stato, cose improponibili penso negli anni '80. Sì, era impossibile pensarci a quell'epoca. Naturalmente la natura non fa salti, c'è stata un'evoluzione. L'MSI e basta, poi MSI Destra Nazionale, poi determinate alleanze, poi Alleanza Nazionale, poi gli errori, i balzi in avanti, le ricadute, poi Fratelli d'Italia, circa la quale posso dire che con tutti i miei amici, perché noi missini non siamo né eremiti né ieti né chissà che cosa, siamo persone normalissime, siamo ancora a migliaia e migliaia esistenti, siamo in contatto tra di noi e commentiamo. Quando la destra era a pezzettini negli anni scorsi, fino a qualche anno fa, e molti mi chiamavano e mi dicevano cosa ne pensi, è un disastro perché c'è una frammentazione totale. Però tenete d'occhio quella ragazzina lì, che era nient'altro che Giorgia Meloni, tenetela d'occhio, parliamo del 2013, quindi 9 anni fa, perché secondo me è tosta, è capace, è tenace e ci saranno delle sorprese. E prima o poi ci dovrà essere un movimento a destra che riesce a coagulare tutti i vari pezzettini sparsi, il caleidoscopio, e c'è riuscita in pochissimo tempo. Allora, cominciamo questo viaggio, anzi no, la prima domanda, no, la domanda vera clou gliela faccio alla fine di questo blocco. Cominciamo questo nostro viaggio, andiamo al contributo 21, è un contributo sonoro, Alessandro, ed è del 1980, Piazza dei Signori, un comizio del Movimento Sociale. Treviso, potevamo scegliere tra la piazza e la sala. Senza dubbio la sala sarebbe stata più confortevole, riscaldata. Abbiamo preferito la piazza perché molti di voi nella sala non sarebbero venuti. Per un antico pregiudizio, italiani di Treviso, noi ci permettiamo di dirvi: non attentiamoli i tempi nuovi, non aspettiamo che qualcuno ci prepari a propria immagine e somiglianza il nuovo Stato sulla pelle degli italiani. Sia il popolo italiano a crearsi lo Stato nuovo, quella nuova Repubblica che è ormai nell'aria. Si ricorda? C'è anche lei. Teniamole le immagini, Alessandro, intanto le teniamo di sottofondo perché sono immagini uniche. È uno dei pochi comizi che io ho salvato durante i riversamenti degli archivi, perché ormai non si facevano già negli anni '80, non si facevano quasi più i comizi in piazza. E tra l'altro c'è presente lei di lato, ho visto. Peccato, perché per noi il comizio era un'arma importantissima. Lei ha parlato prima del potere e del sistema. Il sistema, cioè i partiti dominanti, soprattutto la Democrazia Cristiana e anche il Partito Socialista poi, avevano appunto in mano tutte le leve del potere, le grandi associazioni di categoria, i giornali, le televisioni, eccetera. Il Movimento Sociale Italiano non aveva niente, aveva la propria militanza, i propri iscritti e i comizi. Per cui ad ogni campagna elettorale, amministrativa o politica, noi andavamo nelle piazze. Io personalmente, anche già da ragazzino, posso dire,
Ho conosciuto Treviso così, la marca trevigiana, tutte le piazze dei paesi, perché noi giravamo, parlavamo talora a 5, 10, 20 persone, affiggevamo i nostri manifesti in modo che la gente, anche se non si fermava ai comizi, vedeva i nostri slogan, e questa era sostanzialmente la nostra campagna elettorale. Però vi sentivate un po' le pecore nere della politica, via? Battuta a parte. Ci sentivamo, eravamo consci dell'isolamento che esisteva, perché bisogna ricordare che nel 1969, lo ricordo bene, Ciriaco De Mita, che è stato un grande capo, esponente, segretario della Democrazia Cristiana, aveva inventato la formula dell'arco costituzionale. Quindi dire alla gente l'MSI è fuori dell'arco costituzionale e noi non ci parliamo proprio, significava isolarci. Però le dirò, e non è vanità o chissà che, o spocchio o chissà che. Noi ci sentivamo di rappresentare una notevole fetta dell'opinione pubblica italiana, notevole fetta, quantomeno 1,5 milioni, 2 milioni, anche 3 milioni di voti. Per cui, siccome eravamo all'opposizione, noi sapevamo di rappresentare persone, gente che accettava i nostri principi, e per cui se era isolamento, era un isolamento solo fisico, ma dal punto di vista morale e spirituale ci sentivamo in sintonia con l'opinione pubblica. Però l'opinione pubblica che forse, mi passi il termine, in quegli anni forse si vergognava quasi un po' di venire ai comizi. Infatti noi vediamo che ai vostri comizi non c'era tantissima gente, quelli che venivano facevano fino a sembrava che volessero sapere, ma che in realtà non volessero scoprirsi. Era così difficile rappresentare la destra a quel tempo. Sì, era difficilissimo, le spiego anche perché in pochi secondi. E intanto non si vergognava la gente, cioè tutti i nostri, gli iscritti simpatizzanti venivano, in certe occasioni meno, diciamo che aveva paura. Ecco. Non dimentichiamo che nel 1980 era nel periodo dei cosiddetti anni di piombo, gli anni di piombo che cominciarono nel 70 e finirono negli anni 80-85, quindi non so se avremo modo di spiegarlo, ma attentati continui a giornalisti, sedi di partiti, rappresentanti in Parlamento, esponenti del potere o dell'opposizione, e una campagna di demonizzazione nei confronti dell'MSI tale che le persone faticavano. Io ricordo bene Piazza dei Signori, che quel comizio non ci rende giustizia, questo comizio. Ce ne sono stati altri in Piazza dei Signori, con Piazza dei Signori stracolma, perché Giorgio Almirante era un favoloso personaggio. Eccolo qua. Allora, proprio perché mi ha dato, come si dice, l'assist, perché adesso noi abbiamo nel contributo numero 22 un'intervista a proprio Giorgio Almirante fatta all'interno, presumo, di Palazzo dei 300. Quindi io ho segnato come 1980, ma ho paura che fosse un po' più avanti, dicevamo prima di essere qui in studio. Giorgio Almirante viene nel Palazzo dei 300 grazie a chi? L'ho ringraziato in vita grazie al senatore Mazzarolli, che era sindaco di Treviso, ed era comunque, non vorrei sbagliare io adesso, ma era nell'84. 84? Sì. Vabbè, mettiamo sempre così, dopo la vediamo, però perché era così difficile accettare Giorgio Almirante? Perché appunto c'era stata questa campagna d'odio, soprattutto da parte delle sinistre. Era l'epoca in cui c'erano lotta continua, le brigate rosse, gli attentati. Guardi che in quell'anno, non so se in quell'anno o poco prima, noi avevamo avuto 2 morti, 2 persone, 2 nostri iscritti uccisi qui vicino a Padova, nella sede di Padova. Mazzola e Giralucci furono uccisi da esponenti delle brigate rosse, che poi furono finalmente scoperti e condannati. Ma diciamo, lo dico subito, tra il 1970 e il 1983 il Movimento Sociale Italiano ha avuto 21 morti, ha avuto 21 ragazzi attivisti uccisi, spesso sprangati o anche bruciati vivi, e ci sono le cronache dell'epoca che ne parlano. Quindi lei si rende conto che negli anni 84 stavamo uscendo da quella situazione, in parte grazie anche al generale dei Carabinieri Dalla Chiesa, famoso per la lotta antimafia e per essere stato ucciso purtroppo a Palermo, ma era stato lui che aveva sgominato le Brigate Rosse in Italia, ed eravamo nell'83, 82, 83, 84. Ecco, quindi era molto molto difficile. E Mazzarolli quella volta, quando lei chiese, cosa disse? Mazzarolli era una persona garbatissima, io non lo conoscevo molto, perché in base alla teoria voluta dalla Democrazia Cristiana di sinistra, diciamolo subito, De Mita, l'onorevole De Mita,
noi eravamo appunto tagliati fuori, però io, quando Almirante a quell'epoca mi disse faremo una riunione di tutti i quadri regionali dell'MSI e la facemmo a Cittadella, ricordo bene. Però aveva la mattina, un sabato e una domenica, la mattina era libera, mi telefonò e mi disse sei in grado di organizzarmi qualcosa a Treviso, una conferenza stampa? Presi il telefono, perché io ero così, proviamoci, non si sa mai, chiamai la segretaria del sindaco, e poi il sindaco, parlammo per poco tempo, gli chiesi, io vorrei ospitare il segretario nazionale del Movimento Sociale, l'onorevole Almirante. Mazzarolli, mi ricordo ancora, mi disse immediatamente che lui aveva un apprezzamento sul piano personale, evidentemente, nei confronti di Giorgio Almirante, grande leader, e mi disse, stia tranquillo, le assicuro, lei avrà il salone del Consiglio Comunale di Palazzo dei 300. Una cosa inaudita che mi riempì di orgoglio, ma anche sono anche in questo momento incredulo. E allora vediamolo questa intervista di Giorgio Almirante, spero che sia la stessa. Comunque Giorgio Almirante intervistato da Fabrizio Stelluto. Al microfono l'onorevole Giorgio Almirante, segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale. Voi da anni vi battete per un ritorno del corporativismo. Non ritiene che il nostro paese sia già un paese di corporazione? Si dà al termine corporativismo una interpretazione che è esattamente all'opposto delle origini storiche della parola. Origini storiche che risalgono, come lei mi insegna, al Medioevo addirittura, ai comuni del Medioevo, no? Corporativismo allora, corporativismo nel tempo fascista significa superamento degli interessi egoistici delle singole categorie per abbracciare gli interessi concordi delle categorie in un quadro di uno Stato che noi chiamiamo Stato nazionale del lavoro, cioè di uno Stato che sia attento e alla tutela dei valori tradizionali e direi soprattutto alla tutela dei valori sociali. Io sono corporativista in questo senso. Voi vi siete fatti promotori recentemente di una proposta di legge per l'attribuzione di un salario alle casalinghe. Dove ritiene che il nostro Paese possa però trovare le risorse necessarie? E dove lei ritiene che nel nostro Paese possa essere accettata a tempo indeterminato da parte delle casalinghe, che sono lavoratrici, una condizione di semischiavitù dal punto di vista sociale? Lei ritiene che il Paese possa assumersi questo? Io ritengo che il Paese potrebbe evitare degli sperperi autentici che si verificano a tutti i livelli, soprattutto negli enti locali. Lei lo sa bene, lo sappiamo tutti, reagiamo tutti a parole contro la politica degli sperperi, mentre invece ritengo che si potrebbero trovare nel quadro di un'economia equilibrata i mezzi per dare alle casalinghe, che ripeto sono le lavoratrici di casa, secondo una concezione modernissima mi si vorrà consentire, dare alle lavoratrici di casa una pensione è giusto, le cose giuste bisogna farle. Per concludere, una domanda di prassi. Cos'è oggi per voi l'antifascismo? L'antifascismo è nostalgia dell'irripetibile. E la domanda è di prassi. Cos'è per voi l'antifascismo oggi? Beh, oggi, non so, oggi fino all'altro ieri, voglio dire un mese o due fa, ma comunque continua latente, è semplicemente una scusa, un mastice, è un muro che è stato creato dal dopoguerra, soprattutto da parte dei partiti della sinistra, per impedire la nascita di una destra in Italia. Il movimento sociale è nato certamente da reduci, da ex combattenti, poi ci fu l'affluenza di monarchici, di giovani, i redentisti, i sovranisti, eccetera, eccetera. Però l'antifascismo è sempre stato usato come una clava. Anche, ecco, parlando anche prima di Almirante, ai comizi o anche prima in qualsiasi occasione si brandiva l'antifascismo come dire no, tu non devi parlare. E in questo senso, se lei ci pensa bene, lo direbbe il mio grande maestro Giorgio Almirante, era quello un, tra virgolette, fascismo deteriore, perché non c'è peggior fascismo che il fascismo degli antifascisti, cioè lo usavano come arma per impedirci di operare politicamente. Allora, io avrei degli altri interventi, però giustamente il nostro regista mi fa notare che ci stiamo allungando in velocità, però alla fine di questo blocco io devo far sentire anche, diciamo, chi è stato forse l'erede, il primo di Giorgio Almirante, ovvero Gianfranco Fini. Gianfranco Fini noi lo sentiamo in un'intervista, andiamo direttamente al blocco 25, Alessandro, è il 5 novembre del 1988 e l'intervista è fatta a Vittorio Veneto. Sì, ricordo bene. L'onorevole
Gianfranco Fini oggi a Vittorio Veneto. Segretario, il motivo della sua visita? È un motivo doveroso, trattandosi di una delle tante celebrazioni che il Movimento Sociale Italiano ha indetto per ricordare il 70° anniversario della vittoria. Non si poteva ricordare la vittoria senza passare per Vittorio Veneto, senza sottolineare come la città abbia dato un alto contributo a quella causa e come abbia rappresentato in seguito il punto di riferimento stesso per tutti coloro che, ripercorrendo la storia, ritornano al 1918. Mi pare ci sia anche un altro motivo, leggevo nel manifesto dalla vittoria alla tresca di potere, ecco, forse certo. Anche questo è un secondo motivo per cui lei è qui. Beh, Vittorio Veneto ha avuto recentemente un quarto d'ora di notorietà a livello nazionale, non per i nobili motivi del 1918, ma per motivi assai meno nobili, e mi riferisco all'accordo tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. È uno dei casi delle cosiddette giunte anomale, ma qui è veramente anomalo perché non solo non venera la necessità numerica, ma perché è evidente che vi sono interessi non dichiarati ma molto presenti di tipo economico, per cui denunciare in occasione del 70° anniversario della vittoria un sostanziale tradimento, ecco, di quello spirito da parte del partito di maggioranza relativa come la Democrazia Cristiana era secondo noi doveroso. Mi pare domani aprirà la campagna elettorale a Bolzano. Sì, domani a Bolzano concludo questa marcia della vittoria che è cominciata ieri a Re di Puglia, è passata per Trieste, per Gorizia, per Vittorio Veneto, questa sera a Udine, domani si conclude a Bolzano. Bolzano è un momento di grande significato anche perché la cittadinanza italiana di Bolzano e dell'Alto Adige corre il rischio, se non appoggia massicciamente il Movimento Sociale Italiano, che è il partito di raccolta degli italiani stessi, di essere ancor più penalizzata dall'arroganza della Südtiroler Volkspartei. E allora, per ribadire l'italianità dell'Alto Adige, la conclusione di questa marcia a Bolzano si imponeva. Abbiamo visto Gianfranco Fini 1988, adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi il commento di Paolo Girardi sia su Gianfranco Fini ma anche su Giorgio Almirante che abbiamo visto prima. Pubblicità, tra qualche istante di nuovo qui. Proseguono da parte dei partiti politici le presentazioni delle liste dei candidati trevigiani alle elezioni del 14 giugno. Oggi è stata la volta del Partito Repubblicano e del Movimento Sociale Destra Nazionale. I repubblicani schierano come capolista il presidente del partito, Bruno Visentini, che stamane ha dato alcune indicazioni su come si intende muovere il partito nella campagna elettorale. Critiche quindi ai due partiti maggiori dell'alleanza pentapartita, entrambi, a detta dei repubblicani, responsabili della situazione di sfascio e degrado delle istituzioni, e Partito Repubblicano dunque come forza intermedia e moderata. Tra gli altri candidati alla Camera spiccano i nomi del segretario provinciale del partito Rossella Borsato, dell'imprenditore Giovanni Cristofoletto, iscritto come indipendente, e ancora di Alfonso Di Staso, Francesco Scattolin, Giacomo Sandri. Per il Senato è Guglielmo Cogni il candidato per Treviso e Castelfranco, per Conegliano e Oderzo Valerio Darè, mentre per Montebelluna e Vittorio Veneto Battista Zardet. Lotta contro un fisco ingiusto, no alla situazione provocata da DC e PSI, no ad un presunto accordo tra DC e Partito Comunista a scapito dei partiti minori, riforma della Costituzione. Queste le linee direttrici sulle quali si muove la campagna elettorale del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, che ha presentato nel pomeriggio i candidati trevigiani alla Camera e al Senato. Tra essi molti giovani, segno, ha detto il segretario provinciale del partito Paolo Girardi, che il Movimento Sociale non è un partito di reduci e nostalgici. Tra i nomi dei candidati spicca, sia alla Camera che per il collegio senatoriale di Conegliano e Oderzo, quello di Aristide Dal Sasso. Aldo Di Pasquale, capogruppo in Consiglio Comunale a Treviso, è candidato per il collegio senatoriale trevigiano. Circa il progetto di Nuova Repubblica, da tempo portato avanti dal Movimento Sociale Destra Nazionale in sede istituzionale, si chiede l'elezione diretta del Capo dello Stato e dei sindaci e una diversa strutturazione di Camera e Senato con rappresentanze sia dei partiti che delle categorie sociali. Eccoci qua, siamo ritornati e questa cosa dell'elezione diretta del Capo dello Stato, questo cambiamento, questa evoluzione mi pare che insomma stia ritornando. Non direttamente dal Capo dello Stato, ma in questo caso del Presidente del Consiglio. Beh, la riforma è ancora tutta da strutturare, deve partire, eccetera. Non si sa se ci sarà di nuovo una bicamerale, eccetera. Comunque torno a quei tempi, lì siamo nell'87 e per quanto ci riguarda,
nel 1983 facemmo un congresso e la successiva campagna elettorale basata sul tema Nuova Repubblica. Sostanzialmente su disposizione, su idea di Giorgio Almirante, l'onorevole Franchi, che era un deputato veneto di Vicenza, stilò un progetto di Costituzione raccolto in un libretto, si chiamava Nuova Repubblica, e lì era prevista come cardine l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, l'elezione diretta di Presidenti della provincia e dei sindaci. Ma devo dire che questa era addirittura un'idea contenuta negli orientamenti programmatici del 1947, quando l'MSI è nato. Quindi c'è un filone continuo. Ma venendo all'attualità, perché lei ha fatto questo richiamo, se intende riferirsi al tempo attuale, è evidente che quando Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia propone l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, è evidente che questo proviene dal patrimonio storico, politico e culturale del Movimento Sociale Italiano, destra nazionale, non c'è alcun dubbio. Naturalmente si tratterà poi di valutare se il sistema all'americana, alla francese, l'elezione diretta del capo del governo e tutte queste cose di politichese che lascio perdere. Però l'idea dell'elezione diretta da parte del popolo, il Movimento Sociale Italiano ce l'ha sempre avuta, fin dagli anni della sua fondazione. Ecco, detto questo, riferito diciamo così all'incipit di questo servizio, tornando indietro, nel blocco precedente abbiamo visto prima Giorgio Almirante e poi Gianfranco Fini. Domanda cattivella, come segretari che differenza c'è? C'è un abisso, diciamolo, c'è un abisso, non solo sul piano personale. Almirante era un uomo di grande carisma, di grande capacità, era di grande umanità, di grande preparazione. Era un padre, nello stesso tempo un maestro e un leader politico. Noi lo chiamavamo mai onorevole, lo chiamavamo segretario. Era un uomo eccezionale, poi con due occhi che affascinavano soprattutto le donne, ma comunque l'uditorio, l'elettorato. Ma era un uomo che sapeva dominare le piazze anche in momenti terribili, anche quando c'erano degli incidenti gravissimi, teneva buoni anche i nostri attivisti che erano pronti a scattare di fronte all'attacco degli avversari. Fini era un personaggio completamente diverso, era sostanzialmente un freddo, era un accanito fumatore, e voi dite cosa c'entra? C'entra perché cercava di domare il suo nervosismo in quel modo lì, in sostanza. Comunque lui era un freddo, un ragionatore, rifletteva moltissimo, aveva intorno i colonnelli che lo consigliavano, poi alla fine, però non all'inizio, ma più avanti si faceva, praticamente decideva quasi tutto lui. Se consente un inciso, certo. Però è importante, abbiamo parlato di Vittorio Veneto prima. 88. Voglio dirlo perché all'inizio Fini, ha 8-9 anni meno di me, siamo stati anche amici, poi le cose sono cambiate con il cambiamento della linea politica. Fui io a dare l'idea di venire Vittorio Veneto. Era stato eletto nel gennaio del 1988 per la prima volta segretario nazionale, aveva 36 anni, era, non dico timido no, però era, certe volte sembrava anche un po' impacciato, non era sicurissimo ed era soprattutto sconosciuto, e quindi per presentarlo alla base io un giorno mi venne un'idea e dissi: senti, vieni a Vittorio Veneto, Vittorio Veneto è in provincia di Treviso, qui pensiamo al 70° anniversario della vittoria, dimostriamo anche quello che è sempre stato parte del programma dell'MSI, cioè l'amore e la condiscendenza nei confronti delle forze armate e del culto della nazione, la vittoria il 15-18. Lui accettò prontamente, andammo a visitare il Museo della Battaglia, andammo al Corpo d'Armata, fu una bella visita e poi che si concluse poi a Bolzano. Però fu anche una risposta, mi pare, ai primi movimenti della Lega, se non sbaglio. Fu l'inizio della risposta. Lei mi porta a dire che esattamente 2 anni dopo, nel 1990, ci fu una manifestazione che noi chiamiamo anti-Pontida. In che senso? La Lega stava prendendo una grande forza, allora si parlava anche di secessione, c'era il giuramento di Pontida, allora c'era Bossi, ma si parlava di secessione della Padania, quindi noi che eravamo e siamo tuttora, anche se si chiama adesso Fratelli d'Italia, io non sono iscritto, ma è un partito sovranista, eravamo comunque un partito a forte caratura nazionale, quindi ecco, Fini fu lui a chiamarmi quella volta.
mi disse: perché non torniamo a Vittorio Veneto e facciamo una grande manifestazione, così la gente vede che c'è il giuramento di Pontida della Lega, quindi queste formazioni eccessivamente autonomiste a quell'epoca, eccessivamente, cioè diciamo quasi separate. Noi invece per l'unità nazionale. Fu una grande manifestazione, la tenemmo. Fini parlò proprio sui gradini del municipio di Vittorio Veneto e con lui c'erano personaggi che divennero molto noti e furono i primi ministri addirittura. C'era Pinuccio Tattarella, c'era Gasparri, Maurizio Gasparri, c'era Ignazio La Russa, mio antico amico, che attualmente è presidente del Senato con Fratelli d'Italia. Senta, qui potremmo andare avanti per ore, ma ci stiamo già mangiando tanto tempo e io devo ancora fare molta strada con lei. Andiamo direttamente al contributo 27, perché se lei ha fatto il segretario in termini politici, ha anche fatto il consigliere comunale a Conegliano, sempre per il Movimento Sociale. Sì. Parliamo del 20 luglio 87, il servizio lo vediamo adesso insieme. Fermate annullate nell'orario ferroviario estivo 1987. È successo anche in alcune stazioni del compartimento di Venezia, Conegliano per la linea verso Udine-Vienna e Rovigo per la linea Venezia-Roma. La filosofia di questo nuovo orario è stata più volte spiegata dall'ente Ferrovie dello Stato con la necessità di riqualificare e quindi velocizzare il servizio sulle lunghe e sulle medie distanze. Questo lo si può fare soltanto eliminando sui treni a lunga percorrenza le fermate con pochi viaggiatori o comunque limitati rispetto alle stazioni maggiori. Ma questa situazione ha creato disagi e polemiche, come d'altra parte era prevedibile quando si tenta un nuovo esperimento. Ora infatti molti pendolari abituati a prendere quei treni per recarsi al lavoro o a casa devono attendere un altro treno, evidentemente con più fermate e quindi più tempo da perdere, per arrivare alla stazione di Mestre, dove si prende la coincidenza. Questa comunque è cadenzata a spazi di circa un quarto d'ora, in modo da non creare attese troppo lunghe. Il problema del pendolarismo, già evidenziato nelle scorse settimane in un convegno a Castelfranco, è stato nuovamente ribadito dal consigliere del Movimento Sociale al Comune di Conegliano, Paolo Girardi, che in un'interpellanza alla Giunta afferma che la decisione dell'ente Ferrovie di sopprimere la fermata dei treni rapidi a Conegliano, in servizio tra Udine e Roma, danneggia la città sia sotto l'aspetto delle comunicazioni dirette con la capitale che sotto quello turistico giornaliero. È la coneglianese evidentemente una delle esigenze riportate dalle tante lamentele giunte all'ente in questi ultimi tempi. Lamentele alle quali, ci è stato detto dalla direzione compartimentale, si cercherà di porre rimedio con l'orario invernale che entrerà in vigore il 30 settembre. Un ripensamento, insomma, ha bisogno dei cosiddetti tempi tecnici. Abbiamo fatto vedere al di là le immagini della stazione che sono fatte con le littorine, però la domanda a questo servizio è fare opposizione anche, diciamo così, negli enti più piccoli rispetto al Parlamento, fare opposizione ad esempio al Comune di Conegliano, più difficile, meno difficile, eravate ascoltati, eravate valutati, come funzionava nell'87? A Conegliano era difficilissimo, forse come altrove, ma lì difficilissimo perché l'amministrazione comunale era sotto il dominio ferreo di un grande personaggio avversario, ma di un grande personaggio politico che era l'onorevole Innocenti, che naturalmente non era lui il sindaco, però diciamo che il sindaco e la giunta erano una promanazione politica. Quindi era molto difficile, però io stavo sempre all'insegnamento, mi permette questo richiamo, del grande maestro che era Giorgio Almirante. Ci diceva sempre, voi alle nostre assemblee, voi consiglieri comunali e provinciali, non è difficile, ascoltatemi, camminate spesso nelle città, guardate in alto, guardatevi intorno, osservate tutti quelli che sono i problemi, le mancanze, le cose di cui la città ha necessità, ma soprattutto fate il carabiniere. Il carabiniere era inteso, non vorrei polemizzare adesso perché c'è stato già modo a suo tempo, non che tutti fossero ladici, mancherebbe altro, ma il carabiniere nel senso di controllo, per cui io personalmente, lì e poi anche in provincia, spulciavo continuamente nelle giornate precedenti, nelle mattinate precedenti il Consiglio Comunale e Provinciale, spulciavo centinaia di delibere per vedere cosa andava bene, secondo me cosa non andava bene. Cioè se ricorrevano i nomi di fornitori, sempre quelli, capisce che questo... infatti noi stiamo arrivando. Ecco, ci stiamo arrivando. Quindi, e poi naturalmente osservare la città. Quella di Conegliano. Conegliano è per un certo periodo di tempo se ne è parlato come possibile nuova provincia, c'era chi diceva facciamo Conegliano provincia, dopodiché qualcuno sopprime il treno per una città che aveva
ha 40.000 abitanti e un comprensorio di circa 300.000 abitanti, e quindi quella è una delle tantissime interpellanze ecco, che ma io ho allora fatto. la domanda è: come si deve fare? Cioè, una opposizione vera, costruttiva, un'opposizione che serva a una comunità, dalla sua esperienza, come deve essere ad esempio oggi? Io oggi vedo poca opposizione, vedo anche nelle amministrazioni, vedo molta opposizione politica, come quasi i vecchi tempi in cui si parlava di Cuba, si parlava dell'Africa, si parlava di questioni che esulavano completamente. E in realtà i consiglieri comunali dovrebbero avere l'umiltà, che è una cosa bella, e la saggezza di controllare tutte le delibere, non tanto quelle del Consiglio, le delibere di giunta, di spulciare, di controllare, di verificare e di vedere veramente cosa serve alla città. In questo senso gli elettori ci mandano in comune, non per fare alta politica, ma per tutelare gli interessi della città. Insomma, questo è il messaggio agli amministratori attuali, ai giovani amministratori attuali di opposizione. Che si diano molto da fare, che leggano, che studino, che vadano in cerca, che non si stanchino mai e che non si fermino mai alla prima osteria. A proposito, e il rapporto invece con l'elettorato? Perché molti dicono che questi nuovi mezzi, web eccetera, abbia allontanato la politica dalla cittadinanza. E torniamo alle prime immagini, quelle famose del comizio, che era un collegamento diretto con i propri elettori. Sì. Guardi, io personalmente le dico, io difficilmente potrei fare politica adesso con questi sistemi qua. Non c'è quasi più contatto con la popolazione, questo dai partiti a livello è giusto nazionale. sarebbe giusto tornare al contatto diretto? Oppure le nuove generazioni vogliono il web a tutti i costi? No, io penso di sì, perché va bene fare i referendum, le petizioni, va bene pronunciarsi direttamente nei referendum sulle grandissime questioni, ma sulle questioni locali, se ci fosse anche una strutturazione dei partiti, se si applicasse la Costituzione, nel senso che i partiti fossero regolamentati, non sarebbe male, perché è giusto che la gente non continui a lavorare, anche i giovani, sui telefonini, sui messaggi che durano pochi secondi, dove i problemi si accavallano, per cui dopo pochi secondi uno non ricorda più. Bisognerebbe trovarsi, aggregarsi. Guardi che era bellissimo, non tanto e non solo per il Movimento Sociale Italiano, ma anche per gli altri partiti. Io so che ci si trovava in stanze più o meno fumose, in stanze dove spesso e volentieri anche si litigava, c'erano degli scontri di idee naturalmente, e lì però si esaminavano i problemi e c'erano le persone sostenevano delle idee. A questo serve un partito. Adesso c'è questo fenomeno che si chiama leadership, che mi convince fino ad un certo punto. Cioè i leader servono, però non basta. Non basta. No. Senta, il tempo scivola via velocemente, quindi andiamo direttamente a vedere questo libro, che è, diciamo, la sua produzione, intitolato Il Lanciafiamme, 50 anni di storia dell'MSI nella Marca Trevigiana, fatti e protagonisti tra vicende venete e storia nazionale. All'interno di questo libro, che ripercorre appunto la storia politica sua, ma anche del partito, c'è anche una vicenda che noi abbiamo riesumato delle tante legate alla provincia di Treviso. Qui invece parliamo al Paolo Girardi, consigliere provinciale con presidente Lino Innocenti, quindi l'eterno scontro che si sposta da Conegliano alla sede della provincia di Treviso. E allora il servizio è il contributo 30, Alessandro, ricordiamo sempre Alessandro Granziera in regia per questa prima puntata del nuovo corso e anche speriamo per le prossime. Il servizio riguarda quello che potremmo definire quasi un antepasto di quello che poi sarebbe diventata Tangentopoli, magari per altri versi in altri luoghi. Però vediamo il servizio prima. 30.000 magliette realizzate in occasione dell'anno dell'ambiente sono sul banco degli imputati. La loro fornitura per il consigliere missino Paolo Girardi non è apparsa fin dal primo momento trasparente ed è proprio per questo che oggi ha inoltrato un'interpellanza urgente al presidente Innocenti e convocato la stampa. Una vicenda destinata ad allargarsi, ma sentiamo quali sono i particolari in questo servizio di Adriano Mazzalovo. Dopo la Cina, l'ecologia, o meglio, le magliette con riccio.
Sembra davvero non appagarsi mai la sete di verità di Paolo Girardi, consigliere messino in Consiglio provinciale, che oggi, dopo aver inoltrato un'interpellanza urgente al presidente Lino Innocenti, ha convocato i giornalisti trevigiani per metterli al corrente di quella che lui stesso ha definito una poco chiara, importante e grave vicenda. La trama è complessa, vedremo di essere chiari in 2 battute. L'oggetto del contendere è la fornitura di 30.000 magliette agli alunni delle scuole elementari nel quadro delle iniziative dell'anno dell'ambiente che la Giunta provinciale di Treviso ha affidato alla ditta Giami di Barellina, residente a San Buceto in provincia di Chieti, per un importo complessivo di oltre 91 milioni di lire. Dopo aver fatto alcune precisazioni, Girardi ha affermato che questa fornitura venne aggiudicata sia alla Giami, ma come si può vedere in delibera, tramite la ditta Danval Export di Godega Sant'Urbano, ditta di comproprietà, come dice lui stesso, di un assessore provinciale. Beh, adesso posso dirlo con tranquillità, l'assessore di cui si parla nell'interpellanza è secondo me l'assessore socialista Piccoli Romano, assessore delle attività produttive, e lo è perché, come avrete visto dai documenti che vi ho consegnato poco fa, da un certificato della Camera di Commercio di Treviso risulta che nella ditta Danval Export SNC con sede a Godega Sant'Urbano ci sono 3 titolari o contitolari. Uno di questi è appunto l'assessore Piccoli Romano, è il nominativo di Piccoli Romano. Facendo un passo indietro al 13 marzo di quest'anno, c'è da rilevare come nella seduta della 4ª Commissione Ecologia, convocata per l'apertura delle offerte di gara, molti consiglieri, anche lo stesso Girardi, avessero notato delle irregolarità, come ad esempio buste senza sigilli e addirittura una aperta. Tutte le buste furono poi aperte e successivamente la Giunta avocò a se stessa la ripetizione e l'esame delle offerte. Il mio è un intento innanzitutto politico, quindi credo che porterà ad un chiarimento su quanto è avvenuto per quanto riguarda la fornitura delle magliette. Io ho già avuto modo di farvi notare, e l'ho fatto notare anche in sede di Consiglio provinciale, che ho nutrito dubbi sin dall'inizio su tutte le procedure concernenti questa manifestazione ecologica. Questo era avvenuto quella volta quando abbiamo parlato di affidamento dei quaderni per l'ecologia ad un'unica ditta. Io sollevai dei problemi e dopo che li sollevai fu fatta una vera e propria gara per stabilire quale fosse la tipografia vincente. Perché non ha seguito l'iter che si crede più consueto, cioè di portare l'interpellanza in Consiglio provinciale ed ha convocato prima una conferenza stampa con i giornalisti? Beh, io smentisco che sia così. Io non ho prima convocato una conferenza stampa, io ho presentato l'interpellanza questa mattina e ho convocato contestualmente una conferenza stampa, o meglio l'ho convocata quando ho presentato l'interpellanza. Però l'ora stabilita era appunto le ore 17 di questo pomeriggio. Mi permetta, c'è stato il Consiglio provinciale ieri, avrebbe potuto presentare l'interpellanza anche ieri, ad esempio? Sì, avrei potuto presentarla ieri, avrei potuto presentarla tra un mese o avrei potuto presentarla mai. Diciamo che c'era una serie di elementi da valutare, io questa interpellanza l'ho meditata a fondo, ho acquisito documenti e dati di fatto, ho eseguito una serie di riscontri e mi sono deciso a presentarla al momento che ritenevo opportuno. Esiste un verbale della seduta del 13 marzo? Dove sono le buste aperte in quella seduta? Quale era stata aperta in precedenza? Sono solo alcuni degli inquietanti interrogativi avanzati stasera da Girardi. Ora si attende, per un primo chiarimento, la risposta del presidente Innocenti. Il consigliere messino si è ovviamente riservato di intraprendere ulteriori azioni in fase di dibattito, come dire che sono ancora molte le frecce nell'arco a disposizione di Girardi per una vicenda estremamente delicata. Come è andata a finire? È andata a finire che la cosa fu archiviata perché la dichiarazione ufficiale della magistratura che indagava fu che non era stata riscontrata la prova di un reato penale. Cioè la pistola fumante. La pistola fumante. Però meriterebbe qualche secondo di spiegazione questa vicenda. Ci sono anche di retroscena che ancora non sono stati svelati e che svelerò magari in questa trasmissione. Lì era successo che c'era stata una gara per un'iniziativa anche lodevole. Era la giornata ecologica voluta dal vicepresidente della provincia De Biasi, quindi
in quei 5 anni furibondi di liti, di attacchi, di interpellanze al fulmicotone nei confronti della giunta presieduta dall'onorevole Innocenti, questa volta riguardava un assessorato tenuto dal Partito Socialista Italiano. Io avevo notato che appunto veniva assegnata la fornitura per 90 milioni di magliette per la giornata ecologica a una ditta, ed era scritto: ha vinto la ditta Giammi di San Buceto, Chieti, tramite la Danval SPA. Già che una ditta di San Buceto, che tuttora non so dove sia, in provincia di Chieti vinca una gara, mi chiedevo ma come fa una ditta di Chieti a sapere che in provincia di Treviso c'è questo tipo di gara. Poi tramite la Danval mi sono incuriosito, però stavamo partendo per quel viaggio clamoroso che forse meriterà un'altra volta. Lo cito per un semplice fatto, perché io avevo già dei sospetti, devo verificare questa cosa. In Cina un bel giorno andammo in un albergo e ci fu messa a disposizione una telescrivente che giungevano notizie di alluvioni in provincia di Treviso, eccetera. Eravamo a turno, in fila in questa stanza, e vidi l'assessore Romano Piccoli alle attività produttive mandare e ricevere dei telex, e io ero lì, guardavo e vidi apertamente che era indirizzato il telex alla Danval SPA, e dissi: beh, qui ho fatto bingo, cioè qui c'è qualcosa che non quadra. Questo nome di una ditta che ha vinto una gara tramite la ditta Danval, e vedo questo nome in un telex fatto dall'assessore provinciale, non mi quadra. Tornato a casa, ecco il motivo del ritardo nella presentazione della interpellanza, a parte, ripeto, che eravamo in pieno scandalo viaggio in Cina. Andai quella mattina a sincerarmi ulteriormente in Camera di Commercio. Ecco il discorso: fate i carabinieri nei consigli provinciali. Andai in Camera di Commercio di Treviso, Danval SPA, e verificai e vidi che uno dei proprietari, il 33% per un terzo, era Romano Piccoli. Allora mi dissi: ma com'è possibile? Vince una ditta di San Buceto, Chieti, tramite la Danval, che è di comproprietà di un assessore provinciale, e quindi lì scoppiò lo scandalo. Qui sostanzialmente si ribadisce che si può fare opposizione costruttiva, non è che adesso che sono cambiate le regole uno se la deve mettere via, c'è sempre la possibilità di interagire per il bene della comunità. Questo è il senso di quello c'è sempre, perché guardi, il nostro motto di Missini era dalla protesta alla proposta. Io mi sono qualificato spesso per proposte, ho fatto proposte per la lotta alla droga, per tantissime cose. Però sorvegliamo anche la spesa pubblica, perché anche stare attenti alla spesa era importantissimo. Com'è finita quella vicenda? Intanto avvenne che se la presero con il fatto che prima convocai la conferenza stampa, eccetera. Non è vero, è stato appena spiegato. Ma dicono anche che avevano preparato le carte l'assessore Graziano De Biasi, che era vicepresidente, per la Procura della Repubblica. In realtà la provincia fu anticipata, arrivò la squadra di polizia giudiziaria dalla questura, dal tribunale, che venne a sequestrare tutti gli incartamenti. Le cose andarono avanti per settimane sulla stampa, su Antena 3, ebbero un interesse anche di pubblico eccezionale, insieme ad altre vicende. Come qualcuno mi dirà: ma alla fine come è andata a finire? Perché? Beh, adesso svelo qual è il particolare, che non è stato mai svelato finora. Perché fu archiviata? Perché, ripeto, non fu trovata la prova del reato, ma ebbi la soddisfazione, non so se succeda sempre, non me ne intendo bene di procedura penale, pur essendo io laureato in giurisprudenza. Un giorno mi arrivò una convocazione in tribunale da parte della squadra di polizia giudiziaria. Naturalmente tutti questi timbri, tribunale, ecco, ci siamo. Qui mi sono beccato una querela, perché con tutte le denunce che faccio, prima o poi la querela io me la prendo. Naturalmente non avevo nessuna preoccupazione, era il mio dovere fare l'opposizione. Mi riceve l'ufficiale di polizia giudiziaria e in breve mi dice: signor Girardi, stia tranquillo, le devo semplicemente dire che da parte del magistrato inquirente, le dico ufficiosamente, che lei aveva perfettamente ragione. Lei ha centrato, sono state una serie di irregolarità, come è stata fatta la gara, le conoscenze, l'assessore, eccetera, eccetera. Però non è stata, ricordo ancora le parole, non è stata trovata la prova di una dazione, cioè che fosse stato dato del denaro, che ci fosse stata una tangente. Quindi evidentemente il magistrato di fronte a questo si è fermato ed ha archiviato. Però il giudizio rimase e rimane agli elettori, ai cittadini.
Perché dico questo ai cittadini? Guardate che in politica e nelle amministrazioni non sempre tutto quello che viene fatto poi ha un risvolto penale. Spesso ci sono sperperi, sprechi, si butta via il denaro pubblico, ma non per questo c'è un reato. Dovere dell'oppositore è quello di denunciare alla pubblica opinione lo sperpero del denaro pubblico. Grazie a Paolo Girardi, è stata una bella lezione da, diciamo, opposizione, questo per anche gli oppositori o comunque chi è all'opposizione oggi. Direi che concludiamo molto bene questa prima puntata del nuovo corso della nostra storia e come sempre noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci.